Ornella? Buongiorno, piacere, hanno detto prego, sono oncologa. Allora, io ho esaminato la cartella e purtroppo devo dire che quello che era un po' il sospetto dai primi esami si è confermato. Quindi quel nodulo è stato analizzato una volta tolto e si è confermato purtroppo la diagnosi di un tumore. Lascio qualche istante perché so che sono delle parole che spaventano e delle notizie che uno non vorrebbe mai sentirsi dire, soprattutto alla sua età. Può farmi qualsiasi domanda, io non voglio adesso sommergerla con le parole. Infatti non farò neanche tantissimi discorsi su tutte le cose che dovremo fare o sugli altri esami che magari dovrà affrontare. Voglio solo soffermarci un attimino sulla diagnosi e soprattutto vorrei che lei uscisse da questo ambulatorio comunque anche con un messaggio positivo, perché è vero che c'è questa diagnosi che tanto otteniamo, questa parola che sicuramente avrà sentito nominare tante volte, che però non riguardava lei, che era invece toccante a una persona, però al giorno d'oggi ci sono anche tante cure, per cui siamo ottimisti comunque sul percorso e sulle cure che possiamo fare. Vuole chiedermi qualcosa, Ornella?
Da un po' ti guardo, forse sono aperta. Sai cosa? E vedi, signora? Signora, è uscito il suo numero.